Anziani raggirati e quasi sempre con la scusa di misurare acqua o gas per entrare in casa e rubare oro e oggetti di valore. È capitato anche questa volta ad una coppia, marito e moglie, a Salgareda. Erano seduti a tavola quando due persone, dalla testimonianza della signora Italiani, hanno bussato alla porta di casa. Uno dei due aveva indosso un giubbetto da vigile urbano, secondo il racconto di Maria Assunta Soldati, vittima del furto. Con uno stratagemma sono riusciti ad accedere nel corridoio dell'abitazione, inventandosi un finto inquinamento dell'acqua da mercurio. Doveva controllare se la contaminazione era arrivata ai nostri rubinetti di casa. E da questa centrale gli dicevano sì che dava rosso e che mettendo lui questa macchinetta dava rosso, la contaminazione c'era. A questo punto è stato un gioco da ragazzi, perché con la finta contaminazione, spruzzando del liquido che per i malcapitati sembrava fosse al peperoncino, hanno chiesto di portare tutto quello che avevano di valore al piano di sotto e proteggerlo nel frigorifero. Ai ladri a questo punto non restava altro che impossessarsi di un fazzoletto contenente delle catenine d'oro, alcune medagliette ed una spilla di valore. Questo pseudovigile aveva un paio di guanti neri alle mani che io ho attribuito al fatto che dovesse toccare cose contaminate. Poi appunto mio marito ha cominciato a prendere il telefono e questo pseudovigiletto diceva no che potrebbe scoppiare. Dei sopralluoghi da parte di sconosciuti sembrerebbero essere avvenuti qualche giorno prima. Un furgone di colore bianco avrebbe più volte transitato nelle vicinanze della casa. Denunciato tutto ai carabinieri che qualche ora prima avevano ascoltato un analogo episodio, chiedendo di avvisare il vicinato di sconosciuti in giro pronti a truffare ignari cittadini. I carabinieri ci hanno consigliato di rivolgerci ad Antenna 3 perché avvenga la diffusione di questo evento, di questo accaduto, e in modo tale che altre famiglie siano avvisate se si presentasse la stessa situazione.